Nuovo finanziamento del PNRR in arrivo al Comune di Montevago per la realizzazione di una nuova mensa scolastica. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca a Ruvolo. Il progetto presentato dal Comune Belicino è dell'importo complessivo di circa 218.000 euro ed è tra quelli ammessi nella graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando promosso dal Ministero dell'Istruzione per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei comuni per le scuole di primo ciclo e delle province, delle città metropolitane per i convitti. Sono stati finanziati complessivamente 890 interventi in tutta Italia. Grande soddisfazione per questo ennesimo finanziamento, afferma il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che ci consentirà di realizzare una nuova mensa scolastica all'interno dell'edificio appena ristrutturato della scuola dell'infanzia Biagio Marino. Un ringraziamento, dice il sindaco, va ai dirigenti, ai dipendenti comunali che anche stavolta, dando seguito agli atti di indirizzo dell'amministrazione, si sono fatti trovare pronti per partecipare al bando nei tempi previsti con un progetto di qualità e soprattutto di grande utilità sociale. Continuerà il nostro lavoro di progettazione, conclude La Rocca a Ruvolo, per poter cogliere le opportunità di finanziamento per i piccoli comuni.